Buongiorno telespettatori e ben ritrovati a questa nuova puntata di Linea Diretta, la puntata che dà proprio inizio alla nostra settimana. Come vi avevo annunciato, oggi siamo in compagnia della CISL perché ci devono raccontare una proposta di legge che stanno lanciando e dunque una raccolta firme. Parliamo della riforma del fisco, un fisco più giusto e più equo. Questo è quello che vorremmo portare all'attenzione del governo. Io vi presento subito i nostri ospiti. Partiamo da Onofrio Rota, segretario generale aggiunto CISL del Veneto. Buongiorno Onofrio. Buongiorno. Poi abbiamo Francesco Rorato, segretario regionale FNP CISL del Veneto. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo da qua. Intanto introduciamo ovviamente questa raccolta firme. Per presentare una proposta di iniziativa popolare servono 50.000 firme di cittadini elettori. La CISL però punta a raccoglierne 2 milioni, di cui 200.000 soltanto nel Veneto. Quindi sono alte le ambizioni. Nel cartello che stiamo mandando in onda c'è una sintesi di che cosa vogliamo ottenere, che cosa significa un fisco più equo e più giusto. Partiamo proprio da lei, Onofrio. Che cosa significa? Sì, la CISL nazionale ha deciso di presentare questa proposta di iniziativa popolare perché diciamo, la crisi ormai tutti quanti l'abbiamo provata sulle nostre spalle e sicuramente il disagio che si vive in maniera particolare per le famiglie più deboli è pesante. Questa proposta di iniziativa popolare prevede di portare un'integrazione al reddito ai lavoratori pensionati e per la prima volta anche lavoratori autonomi e incapienti, un'integrazione di 1.000 euro. È un obiettivo estremamente ambizioso perché la CISL, seppur l'iniziativa di proposta popolare ha bisogno di solo 50.000 firme, la CISL ha deciso di raccogliere circa 2 milioni di firme, che sono all'incirca il 50% dei propri associati, perché riteniamo un'azione estremamente importante e i nostri associati in maniera particolare, ma i cittadini tutti, pensano, e ne siamo sicuri di questo, che sia un bisogno necessario per il Paese e per i lavoratori. Poi ovviamente ci racconterà quali sono le modalità, cioè come vi state muovendo per raggiungere l'obiettivo. Lei ha parlato di bonus di 1.000 euro, adesso stiamo sentendo parlare tanto, ne abbiamo già sentito ormai parlare di questo bonus, famoso bonus del governo degli 80 euro di Renzi. Che cosa prevede il vostro bonus dei 1.000 euro? Allora, il nostro bonus prevede che lasciando chi già lo percepisce, perché chi già percepisce il bonus è tutelato. È tutelato. Noi ci rivolgiamo in maniera particolare agli incapienti, che sono quei lavoratori che sono al di sotto degli 8.000 euro, per cui non identificati, per cui esteso a questi lavoratori. Esteso ai pensionati che nel precedente bonus 80 euro di Renzi non hanno percepito. Inspiegabilmente esclusi, tra l'altro. Esatto, da un bonus estremamente... e per la prima volta, come dicevo, ricomprendiamo anche i lavoratori autonomi. Questa è la fascia. Passeremo da circa 10 milioni a 38 milioni di contribuenti coinvolti da questo bonus. Allora, per le persone che sono in difficoltà esiste un assegno familiare. Voi nella vostra proposta avete anche un secondo punto, oltre al bonus dei 1.000 euro, una voce che recita nuovo assegno familiare. Che cosa vuol dire, Rorato, esattamente? Sì, non si è scoperta l'acqua calda, è che si è voluto però, si vuole mettere proprio per legge in modo che poi non abbia le solite discussioni e poi alla fine si resti col nulla. Dire facciamo un assegno che tenga effettivamente conto del numero dei figli, perché noi sappiamo bene che le famiglie numerose, ancorché oggi non abbiamo grandi famiglie e tanti figli per i motivi che sappiamo, perché la crisi ha portato anche questo aspetto negativo, ma che il governo tenga conto del numero dei figli, ma soprattutto rispetto anche il reddito, se vogliamo parlare poi di equità e di giustizia sociale. Perché in Italia molto spesso si tende a dare in modo uniforme creando ingiustizie, insomma, quando potremmo invece anche risparmiare non pochi soldi, dando effettivamente a chi ha bisogno e dando meno a chi
prende oggi di più, insomma. Questa è un po' la vostra ricetta. Sì, ma che si allarga un po' al discorso del bonus, eccetera. Per noi è stata, guarda, e soprattutto il problema del bonus, è stata una cosa inconcepibile, assurda, perché se c'è una categoria di persone che in questi anni rispetto alla crisi è quella che ha dato, è stata il vero e proprio e forse più importante ammortizzatore sociale, sono stati i pensionati che con il loro reddito pur piccolo hanno mantenuto figli e nipoti in molti casi. E poi quando vedono qualche ritorno di tipo economico si vedono completamente esclusi. Questa è stata una cosa inconcepibile per noi pensionati. Tra l'altro la cosa interessantissima, proprio perché lei ha citato questo tema, è che i pensionati in Veneto, ci possiamo fare aiutare da un'altra slide a nostra disposizione, sono pensate il 26,55%. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è pensionato un veneto su 4. Renzi ha escluso questo 26,55%. Eccola qui la SNEL che ci viene in aiuto. Ma attenzione, pensionati e fasce di reddito. I pensionati che hanno una pensione che supera i 1.500 euro sono il 17% tra tutti. C'è un 38,81%, quindi quasi 39%, che prende una pensione che va dai 750 euro ai 1.400. Cioè alcuni, quasi la metà, non arriva ai 1.000 euro. Allora, perché non pensare a tutte queste categorie di persone con un bonus di 80 euro, che peraltro è un bonus che viene pure tassato, perché non sono mai 80 netti in busta paga. Quindi voi siete d'accordo giustamente su questa affermazione, insomma? Che i pensionati siano stati un ammortizzatore sociale per le famiglie l'abbiamo vissuto un po' tutti quanti le nostre famiglie. Se non avessimo avuto i pensionati che aiutavano i cassaintegrati, i licenziati, famiglie in difficoltà, sarebbe stato veramente un disastro. È chiaro che la CISL con questa proposta non solo vuole creare giustizia e equità, ma vuole anche innescare, per esempio prima veniva anche semplificare il sistema per esempio prima veniva richiamato il tema del NAF, nuovi assegni familiari. L'obiettivo della CISL è anche quello di uniformare sia le detrazioni che gli assegni familiari, collegarli a un nucleo familiare, a un numero di componenti familiari collegati al reddito. All'aumentare dei componenti aumenta l'assegno, all'aumentare del reddito diminuisce l'assegno, per cui una sorta di equità nella distribuzione e in maniera particolare rivolto ai lavoratori. Ovviamente voi telespettatori segnatevi tutto quello che vi stiamo dicendo, perché siamo qui anche per capire se anche voi avete voglia di firmare, no? Stiamo lanciando una raccolta firme, c'è un obiettivo da raggiungere, questi sono i motivi per i quali la CISL chiede la vostra firma. Ma noi abbiamo raccolto un contributo proprio in città. Adesso con le immagini andiamo a Padova, proprio perché abbiamo cercato di capire quanto pesano le tasse sui contribuenti, in particolar modo sui pensionati, visto che appunto sono stati i grandi esclusi. Sentite che cosa ci hanno risposto. Signora, buongiorno, lei quanto paga di tasse? Tante, quelle sulla casa soprattutto, e poi il resto perché sono una pensionata, quindi pago tutto. È stanca di pagare? Abbastanza. Comunque, se serve, se almeno si servisse, si fa. Lei quanto paga di tasse? Troppo, tantissimo. Poi ultimamente con le tasse sulla casa ci stanno ammazzando, purtroppo. Serve a qualcosa pagare tutte queste tasse secondo lei? Servirebbe se ci fossero delle persone oneste a dirigere, a comandare, ma siccome non ci sono persone oneste e ognuno fa i propri interessi, sono soldi buttati. Lei quanto paga di tasse? Troppe. Serve pagare tutte queste tasse secondo lei? No, visto cosa viene in cambio direi proprio di no, assolutamente. Cioè noi paghiamo troppo per avere in cambio roba di mediocre o pessima qualità. Guarda, 20 euro di ticket di medicine, ecco qua, bisogna pagarsi tutto ormai. E questo è il governo che è in Italia, non li mangia, che si bevesse con tanto da mangiare, non sarebbe più acqua in mare. Quanto pagate di tasse? Massa, tante.
E serve secondo lei pagare tutte queste tasse? Non serve proprio niente, perché da qui in casa è possibilità non abbiamo di pagare. Non va bene così. E purtroppo te mettete i paghi. Lei quanto paga di tasse? Tante. Comunque. E serve a qualcosa secondo lei pagarle? Credo proprio di no. Dovrebbe venirci restituito qualcosa, no, quando si pagano le tasse. Ecco. A me non sembra. Bisognerebbe dare un aiuto di in più forse ai pensionati. Intanto adeguare le pensioni, non bloccarcele quando ci sono gli aumenti dei contratti, perché la pensione è ancora bloccata. Bisognerebbe dare una mano in più soprattutto ai pensionati, secondo me. Anche non solo ai pensionati, tutti quanti. Bisognerebbe razionalizzare la spesa perché ci sono sprechi enormi, enti inutili a livello centrale, a livello regionale, a livello comunale. Bisogna avere il coraggio politico di dire che queste robe qui non servono e perciò prendere gli opportuni provvedimenti in tal senso. Un aiuto bisogneria darlo sì, perché non basta mai i soldini, dato che siamo in discorso di tasse. E se viene, ben venga anche noi altri pensionati, perché poi c'è i figli da aiutare, c'è un po' di misura per vivere, perché non bastano mai. Lei quanto paga di tasse? Il giusto, nel senso che pago le tasse, sono pensionato per cui non ho possibilità di evadere. Ecco, ma queste tasse secondo lei sono troppe o appunto sono equilibrate? No, complessivamente sono un po' troppe. Quindi si potrebbe, rivedere il discorso non tassando certi beni come la casa, che è tassata abbastanza, e nella complessità anche un po' il resto, insomma. Ecco, allora avete sentito che dalle voci che abbiamo raccolto ci sono due temi che saltano subito agli orecchi. Allora partiamo da lei, Rorato. Allora, le persone pagano delle tasse, abbiamo sentito in particolar modo i nostri pensionati, e non sentono che i servizi che poi vengono corrisposti meritano tutti questi soldini pagati. Quindi questa è una percezione molto forte, l'hanno detto un po' tutti, direi, insomma. Guardi, noi stiamo facendo in questo momento centinaia di assemblee in tutti i comuni del Veneto. Io stesso, ma insieme ai colleghi anche della segreteria, partecipiamo a molte assemblee. Guardi che il problema non è tanto, la gente ci dice, ma noi le tasse anche le paghiamo, ma vogliamo avere servizi adeguati. Diversamente ci vediamo gabbati per due volte, insomma, paghiamo tanto per avere poco. E allora ci dicono dobbiamo andare al pronto soccorso e paghiamo già un ticket fisso di 25 euro, basta entrarci se siamo codici bianchi e gialli. E molto spesso lo siamo perché non c'è un filtro nella medicina di base. E poi ci dicono anche, ma come mai abbiamo sentito che i medici della medicina di base c'è stato fatto a livello veneto un ulteriore accordo che dà ulteriori 100 milioni per organizzarsi, eccetera, eccetera. Quelli dei medici. E quelli dei medici, e quindi in pratica il problema è sempre quello. Io potrei spaziare su tutti gli argomenti e il problema è quello. Noi paghiamo ma non abbiamo i servizi. Pagheremo anche volentieri avendo però servizi adeguati, ecco, che non ci sono. Che servizi chiedete al governo? Sanità, mi sembra di aver capito la prima. Sanità soprattutto. Poi c'è un problema per i pensionati che è cruciale, che è fondamentale. Noi è vero che si vive sempre di più, ma questo non significa assolutamente vivere meglio. Poi in tempi di crisi, e lo conferma l'Eurostat, che è l'ente, è un po' l'Istat, corrispondente all'Istat italiano, ma a livello europeo, che dice che soprattutto in Italia, e poi lui mette anche la Grecia, il Portogallo, i paesi che sono entrati più in questi anni nella crisi, si vive sicuramente di più, ma si è abbassata la soglia dello star bene. La qualità della vita. La qualità della vita, perché? No? Perché la gente impoverita usufruisce sempre meno di servizi, magari mangiare deve mangiare, ma rifiuta, non può acquistare medicine che magari deve pagare, salta visite specialistiche. Ma immaginiamoci eccetera. Una vacanza che potrebbe essere rilassante, un po' di sano mare, un po' di cicli termali per ad esempio dei pensionati.
pensionati che di tempo ne hanno e potrebbero godere, insomma, di queste bellezze, no? Si dovrebbe dire che quando lavori non hai tempo, no? Per andare a prenderti cura di te e del tuo corpo, però poi magari i pensionati non hanno i soldi per poterselo permettere. Ma mi lascia un concetto solo, che è quello fondamentale per gli anziani, che è proprio quello della non autosufficienza. Stavo facendo il discorso, si invecchia sempre di più, però si sta sempre più male, diventiamo facilmente, buona parte di noi, non autosufficienti, fatta una certa età. Cosa facciamo? Se dai dati che ho visto prima, io velocemente me li sono, non arriva la media di pensionati, non arriva a 1.000 euro. Quando una casa di riposo ci costa in media 1.600-1.700 euro, chi è che paga la differenza della pensione? Chi? I figli senza lavoro, lavoro precario, eccetera? O chi li tiene la famiglia senza quasi oggi nessun contributo, eccetera. Noi abbiamo fatto un'ulteriore raccolta di firme, mi sembra esattamente 5 anni fa. Abbiamo portato 200.000 firme, allora c'era Galan, e siamo riusciti, con un'azione stupenda di tutti i pensionati e non solo, ma di tutta la CISL, anche la gente attiva e di tutto il sindacato, a far sì che facesse una legge per la non autosufficienza. Bene, questa legge è lì ferma nei cassetti perché mancano i della decreti regione attuativi. Esatto, bravissima, vedo che lei sa tutto bene. No, perché noi stiamo cercando anche di raccontare ai nostri telespettatori questo dettaglio, cioè ci si muove per cercare di ottenere qualcosa. La legge sulla non autosufficienza proposta dalla CISL poteva davvero cambiare la qualità della vita di molti. Mancano i decreti attuativi. Mancano i decreti, ed è tutto fermo. E quindi, ma noi adesso vediamo se anche con questa campagna che stiamo portando avanti riusciamo a spingere ancora di più. Un altro dettaglio importante che è emerso da questa inchiesta e che in qualche modo ci porta anche a finalizzare il discorso che stiamo facendo. Magari per avere una qualità della vita migliore bisognerebbe riuscire a risparmiare un po' di più in generale durante la vita, durante il lavoro. Le tasse sulla casa, ad esempio, abbiamo sentito parlare delle persone che parlavano di tasse sulla casa, potrebbero essere un'imposta che se tolta ci permetterebbe di guadagnare un po' di più, di metterci via un po' più di soldini. Anche sulla casa voi avete una proposta? Sì, la CISL ha una proposta anche sulla casa, nel senso che dagli intervistati che abbiamo sentito su Padova alla domanda pago, diciamo, la percezione del peso delle tasse è forte e i cittadini rispondono sì, è forte, e poi c'è la questione che non corrisponde adeguatamente ai servizi che vengono offerti. La proposta della CISL anche sulla casa non vuole essere demagogica, ma vuole essere molto chiara. Chi costruisce un'abitazione principale, parlo in questo caso la prima casa, è frutto di sacrifici, di impegno, di risorse che vengono accantonate dal lavoro o da piccole somme di eredità, ma per fare la prima casa, e riteniamo che sulla prima casa ci debba essere un'esenzione totale sulla nostra proposta, così come anche su un piccolo risparmio che possa essere generato da risparmi da titoli di Stato. Invece puntiamo a colpire, qui una questione di equità, di giustizia del fisco, chi possiede redditi che sicuramente sono superiori alla media, e ci rivolgiamo a quelle persone che, tolta la prima casa, tolto un piccolo risparmio, godono di redditi netti superiori ai 500.000 euro, e lì noi proporremmo nella proposta iniziativa al governo di prevedere una sorta di progressione, una tassa progressiva che possa andare a incidere a chi gode di un livello economico sicuramente elevato, e stiamo parlando, badi bene, soltanto dell'1,5 dei cittadini che si trovano concentrata la grande ricchezza insomma, esatto. Diciamoci. Questa è la proposta della CISL, un'esclusione per cui chiediamo di firmare anche per questo, perché non vogliamo tassare la prima casa, non vogliamo tassare il risparmio che i lavoratori fanno con sacrificio, ma chi ha redditi superiori a una certa media, che sono quelli dei 500. Allora senta, in che modalità state raccogliendo le firme, in modo che diamo anche le istruzioni per l'uso alla gente di dire ok, dove devo firmare, cosa devo fare? L'obiettivo della CISL sono 2 milioni, il Veneto ne deve raccogliere 200.000 firme, siamo organizzati in questo modo con 582 recapiti comunali, in tutti i comuni i nostri iscritti, i nostri cittadini del
Veneto potranno andare a sottoscrivere questa proposta iniziativa popolare presso le sedi comunali. Però stiamo organizzando banchetti presso i mercati, fuori dalle chiese, assemblee sindacali dove vogliamo informare i lavoratori, vogliamo fare delle assemblee pubbliche. Il 1° maggio sarà un evento dove potremo diffondere in maniera capillare l'iniziativa, per cui non ci concentriamo soltanto ai lavoratori ma a tutti i cittadini perché possano sostenere questa forte iniziativa che la CISL mette in campo. Che scadenza vi siete dati? La scadenza purtroppo è una scadenza che ci vede impegnati veramente in maniera determinata. Entro la fine di luglio vorremmo aver raccolto le 200.000 firme. Con le quali poi andrete dal nostro Premier a dire la gente vuole questo e secondo la legge della Costituzione. Esatto, la CISL è una grande organizzazione, per quello avremmo potuto raccogliere 50.000 firme e presentare la proposta iniziativa popolare. La CISL ha voluto andare oltre, tentare di raggiungere l'obiettivo dei 2 milioni di firme per dimostrare ed interpretare quel malessere che veniva espresso prima dai cittadini, che è quello che la gente ha bisogno di trovare respiro e in particolare quelle fasce più deboli che se noi mettiamo 100 euro in tasca a una persona che ha una situazione di reddito buona le mette a risparmio, se noi mettiamo 100 euro in tasca a un lavoratore, a un pensionato, a un incapiente, quelle 100 euro sicuramente vengono subito investite, spese, comprando le scarpe ai propri figli, dimettendole nel tessuto economico locale. Allora, nell'inchiesta che abbiamo fatto un altro passaggio interessante era quello che recitava: sì, pago molte tasse, sono pensionato, devo pagare tutto. E qui emerge un po' il tema dell'evasione fiscale, no? Allora, evasione fiscale che è una grandissima piaga nel nostro paese, i nostri pensionati sono ligi al dovere, pagano nonostante i servizi non siano sempre all'altezza dei pagamenti. Un altro dei punti su cui voi insistete molto è la lotta all'evasione fiscale e anche la possibilità di poter detrarre nella dichiarazione dei redditi forse qualcosina in più. Sì, 2 elementi qua. Uno interessante, che è quello che noi portiamo poi alla contrattazione con i comuni. Noi pensionati ci incontriamo ogni anno con tutti i comuni della Regione Veneto e tra le cose, tra le novità di questi ultimi 2 anni c'è il famoso accordo che i comuni possono fare con l'Agenzia delle Entrate e magari anche con le guardie di finanza in alcune situazioni eccetera, per intanto verificare tutte le partite di evasione fiscale, quindi con nominativi ben identificati, e poi il recupero va ai comuni stessi per poi investirlo rispetto soprattutto ai servizi, rispetto ai sociali. Anche qui facciamo fatica enorme a trovare una corrispondenza significativa da parte dei comuni. Sono ancora pochi i comuni che fanno questi accordi e quindi che poi abbiamo difficoltà noi a sentire i comuni che si lagnano, che non ce la fanno più, eccetera. È vero che sono in difficoltà, ma se avete alcuni strumenti metteteli in atto, allora siete credibili e noi stessi vi aiutiamo come organizzazioni sindacali, facciamo il tutto di aiutarvi, sapendo che l'interesse del comune dovrebbe corrispondere agli interessi dei cittadini. Ma le porto un altro esempio, ad esempio che fatica sulle fusioni, sugli accorpamenti dei servizi, eccetera. C'è sempre questo campanilismo che nessuno ha coraggio di dirlo, poi vediamo che esiste, insomma sono pochissimi comuni che si mettono assieme e lì si potrebbero attuare risparmi di non poco conto. Il secondo elemento, sempre rispetto all'evasione fiscale, ma perché non cominciamo seriamente allora a discutere sul problema del contrasto di interesse, insomma, poter defalcare attraverso le dichiarazioni di reddito tutta una serie di spese che oggi non sono ammissibili. Proviamo con alcune categorie, magari quelle più significative e che sono più soggette all'evasione fiscale, lo sappiamo tutti. Ecco, quella è la strada. Un esempio di qualcuna di queste spese che per esempio lei ha in mente così nell'immediato? Beh, il problema dei dentisti non è poco, dentisti, ma poi i notai, ma poi tante altre categorie, insomma, dove l'evasione è molto forte, ma insomma, ho già fatto gli esempi, potrei estenderlo molti altri, insomma, ma li sappiamo tutti, insomma, ecco.
ci vuole la volontà politica di farlo. Ecco, noi anche con questa iniziativa di legge puntiamo proprio su questo, insomma. Ecco, penso che qualche risultato siamo sicuramente in grado di ottenere. Io sono fiducioso, sai. Sono fiducioso perché ho visto quando facciamo queste cose poi la risposta c'è, anche perché abbiamo la gente, i pensionati in particolare, che sono quelli che soffrono di più, che diversamente da quanto pensano alcuni soloni che si vedono a volte nei mass media, che dicono che il sindacato è in crisi, eccetera, io inviterei questa gente a venire nelle sedi sindacali, nei recapiti dei pensionati. La gente non ci sta più dentro quasi ultimamente. Perché? Perché ha bisogno di noi e vede nel sindacato un punto di riferimento certo, sicuro, dal quale poter avere anche risposta. Sicuramente da cui poter avere delle risposte, perché il dramma adesso è che ci sono tante domande ma non ci sono risposte, o quello che voi state cercando di fare e poi ovviamente adesso che siamo quasi in chiusura riassumiamo tutto, sono delle proposte che sono, direi, condivisibili. Difficile dire che non si possa essere d'accordo su determinate cose. Tante volte però forse cos'è secondo lei la pigrizia delle persone, il fatto che non si riesca a mettersi tutti d'accordo, perché sono davvero delle proposte condivisibili, bonus di 1.000 euro, il nuovo assegno familiare, una fiscalità locale, l'esenzione delle tasse sulla prima casa, siamo tutti d'accordo, anzi tra l'altro dirò di più, sono punti di campagna elettorale di tanti politici che poi però non hanno mai messo in atto. Sì, guardi, prima veniva rappresentata chi paga le tasse. Se noi guardiamo come è composta la società italiana, per il 90% dei contribuenti sono lavoratori dipendenti e per cui le trattenute ce le hanno alla fonte e quelle sono da pagare. È chiaro che tutta l'evasione fiscale ruota intorno a quello che può essere un po' il lavoro autonomo, il lavoro, però non possiamo nasconderci che questo è un paese che in questi ultimi anni le tasse sono aumentate, la percezione, non solo la percezione, ma realmente le tasse sono aumentate e i sacrifici fatti in un momento di crisi come quello che abbiamo vissuto, adesso c'è qualche tiepido segnale di ripresa, sono sacrifici veramente pesanti sulle famiglie. Allora una grande organizzazione come la CISL, che si è fatto carico di interpretare nei momenti di difficoltà quello che effettivamente stava succedendo nel mercato del lavoro, nelle aziende, e parlo di interpretarlo nel gestire i licenziamenti, nel gestire le casse integrazioni, nel gestire le procedure di mobilità. Però oggi questi tipi di segnali di ripresa devono essere interpretati per dare fiducia ai lavoratori, ai pensionati, agli incapienti, a quella fascia di lavoro autonomo, precario, che oggi vede che c'è una fase di ripresa e vuole. L'altro giorno la notizia di 1,5 miliardi che Renzi ha trovato tra le pieghe del bilancio nazionale, è chiaro che questo deve essere subito per dare una risposta ai lavoratori e ai pensionati, perché è lì che deve dare delle risposte chiare e precise. Senta, la proposta è vostra, immagino trovi anche l'accordo dei vostri colleghi delle altre organizzazioni sindacali. Noi speriamo che tanti lavoratori iscritti alle altre organizzazioni possano sostenere con noi l'iniziativa. L'iniziativa, guardi, è etichettata come CISL, però come vostra, lei ha detto è un tema sentito e come diceva Rorato prima dei pensionati, l'appeal, l'attenzione che c'è quando andiamo a spiegare nei luoghi di lavoro, nelle assemblee dei pensionati, quando facciamo il banchetto nel mercato, l'attenzione è alta, la gente sottoscrive, firma, aderisce, anzi dà un messaggio, chiede un messaggio di speranza, no? Che qualcuno possa attivarsi, perché sentiamo ogni giorno sui giornali, attraverso i telegiornali, le notizie di tutte quelle inefficienze, quegli sprechi che ci sono nel paese, e i lavoratori e i pensionati sono un po' stanchi di pagare queste inefficienze. Allora, Rorato, sì. Se lei mi lascia aggiungere un attimo solo, noi siamo così convinti della bontà delle nostre richieste
che abbiamo coinvolto anche i pensionati delle altre organizzazioni sindacali, lo SPI, CGIL e la UIP su questi temi, tanto che ho qui sotto mano proprio una richiesta di incontro ai candidati governatori del Veneto per sentire cosa ne pensano e sentire come si presentano ai cittadini del Veneto rispetto a queste nostre richieste. Devo dire che abbiamo già avuto la risposta di alcuni, del PD, del 5 Stelle, probabilmente ne dimentico qualcuno, manca ancora l'attuale governatore, ma sono convinto che ci darà risposta anche lui, quindi faremo degli incontri specifici con i governatori e sentiremo. Ce la fa vedere in telecamera, la alza un pochino, proprio davanti a lei, la facciamo riprendere dalla telecamera, no? La sua davanti, eccola qua. Questa ha proprio le sigle, no? CGIL, CISL e UIL, ed è la richiesta di incontro per il confronto sui vari temi ai vari candidati presidente della regione. Giusto per far capire che siete qui. Proprio su questi temi qua che abbiamo discusso oggi, tra l'altro, più altri, insomma, cui la non autosufficienza e la medicina di base che non decolla mai come vorremmo noi, e poi su queste problematiche che sono di comune interesse sicuramente. Medicina di base, ricordiamo, no? Voi state spingendo per avere queste famose medicine di gruppo, questi ambulatori in cui se io ho un problema ho 3-4 specialisti che possono, invece che farmi girare magari e andare in pronto soccorso. Riassumiamo brevemente. La medicina, cosa chiediamo ormai noi, ma da una decina d'anni, insomma, ecco, che i medici si mettano assieme, facciano dei gruppi associati di medicina integrata anche con personale infermieristico, personale amministrativo, in grado però soprattutto di dare risposta non limitata rispetto a 2-3 ore di presenza che hanno, perché poi i medici si occupano di medicina del lavoro, di case di riposo, fanno magari i dentisti, eccetera, eccetera. No, medici a disposizione dei propri cittadini, dei propri utenti, 24 ore su 24, viva Dio. Ma è possibile che in un ospedale un medico faccia la reperibilità e via, e qui quando ha fatto il proprio orario, che sia disponibilità, come si chiama, H24, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 giorni, fanno i turni anche loro, sono tutto sommato ben pagati, insomma, prendi più un medico di medicina di base rispetto a un chirurgo che opera dalla mattina alla sera, quindi viva Dio, ecco che possiamo avere, io penso che possiamo pretendere un servizio migliore, anche perché la Regione proprio ultimamente ha fatto un accordo che a me sembra molto uno spot elettorale di ulteriori 100 milioni perché questa medicina di base decolli, però rimandando al 31 dicembre 2018 l'attuazione del tutto, insomma, dai, un po' più di coraggio e direi anche di serietà, insomma. Chiarissimo, allora Francesco Rorato, segretario regionale FNP CISL del Veneto. L'ultima battuta a lei, Rota, proprio per riassumere, ecco, diciamo sinteticamente i nostri punti e formulare il vostro personale invito, insomma, alla gente a firmare la vostra proposta. Sì, l'appello che facciamo a tutti i lavoratori del Veneto, i cittadini del Veneto e pensionati è quello di sottoscrivere la nostra iniziativa di proposta popolare che prevede un fisco più equo e giusto, in maniera particolare quello di dare questo 1.000 euro, estendere il 1.000 euro a tutti i pensionati, agli incapienti, ai lavoratori autonomi fino a una soglia di reddito di 40.000 euro e poi a decrescere fino a un massimo di 50, rivedere la logica degli assegni familiari insieme alle detrazioni, per cui uniformare e collegare questo assegno familiare all'aumentare del nucleo familiare e al reddito, poi contrastare l'evasione fiscale, per cui rendere più semplice tutta quella che è ed esigibile, meno tasse. Prima si diceva vorremmo che le tasse fossero un valore complessivo nazionale, pagato uguale per tutti e che fosse modulare quanto nazionale quanto a quello a livello territoriale. Non è possibile che in Veneto, per esempio, alcuni dati dicono che dal 2010 al 2013, facendo un'indagine su 2 milioni di
contribuenti che hanno presentato la dichiarazione presso i nostri CAF, abbiamo notato che c'è stato un incremento dell'imposizione territoriale del 33%, per cui anche l'imposizione territoriale va contrastata. Poi, che dire, la ricchezza, è giusto che chi ha di più paghi di più e chi ha di meno paghi di meno, e dire che tolta la prima casa, tolta un piccolo risparmio e lavorare su chi ha patrimoni netti superiori ai 500.000 euro per contribuire e dare a chi ha meno, penso che sia una proposta non solo di buon senso, ma che dia quel coraggio, quella fiducia, quella fascia di popolazione che in questo momento di crisi ha pagato duramente. Ed è in difficoltà. Le firme per questa legge di iniziativa popolare che ovviamente verrà presentata al Parlamento per un fisco più equo e più giusto. Nei comuni, presso ovviamente gli sportelli CISL, ci saranno anche banchetti in piazza, quindi insomma non temete, se avete deciso di poter aderire a questa campagna, potete firmare anche voi. Io saluto i nostri ospiti, Onofrio Rotta, segretario generale aggiunto CISL del Veneto, grazie. Neoeletto. Grazie mille, esatto, neoeletto, quindi abbiamo anche avuto il piacere di averlo qui con noi oggi, e Francesco Rorato, segretario regionale FNP CISL del Veneto. Quindi abbiamo fatto l'unplay, no? Oggi con le presentazioni. Grazie telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Linea diretta torna domani alla stessa ora. Arrivederci.